partiamo con queste tre. Le prime 2 settimane abbiamo aggregate anche in alcune giornate la B1 di San Donà, che adesso si inizieranno a allenare con noi da domani. Abbiamo un programma dove facciamo piscina, pesi e poi allenamento. Ci stanno ospitando qui a Rua de Feletto in questa palestra perché il palaverde è momentaneamente indisponibile per una serie di lavori, il cubo e anche le lampade che stanno sistemando. Ne parlavamo anche oggi, probabilmente questo partire in tre perché abbiamo 11 giocatrici presenti nelle varie nazionali d'Europa ci comporterà una partenza un pochettino più difficoltosa, un pochettino più a rilento, però insomma siamo orgogliosi di questo, anche questo significa che stiamo lavorando bene, che ci confermiamo un club di alto profilo e continuiamo a lavorare. Io sono felicissima appunto, di essere rimasta qui a Limoco e come ho detto sempre per me è una grande opportunità e mi ritengo davvero fortunata di far parte della squadra. E so che dovrò lavorare tanto e cercare almeno di arrivare al loro livello, anche se comunque sarà difficile. E infatti per questo ho voluto sfruttare questa opportunità e venire qui. Penso e spero che ci sarà un po' di spazio nel campo perché con tutte queste competizioni che si vanno ad affrontare anche ravvicinati come giorni ci sarà bisogno di tutto il roster e di tutte le giocatrici, quindi spero di farmi trovare pronta nel momento in cui sarò chiamata in campo e darò il meglio che posso per la squadra. Quali sono le aspettative per questa stagione, dato che sono arrivati degli innesti importanti e se le aspettative pesano sulle giocatrici e sullo staff? Ci sono sicuramente aspettative di altissimo livello, lo sappiamo, sappiamo che a una squadra già forte sono state aggiunte giocatrici ancora più forti, quindi siamo a conoscenza del fatto che ci si aspetta tanto, però quando ci si aspetta tanto è perché sei forte e quindi sì, ovviamente si sente la responsabilità della cosa, ma in realtà insomma, la società ci ha attrezzato per cercare di raggiungere gli obiettivi. Poi sapete meglio di me che la palla è rotonda e in una partita, soprattutto nelle partite secche, perché quest'anno c'è anche stata la novità della finale scudetto in gara unica, può succedere di tutto. In finale ce la siamo fatta un po' sfuggire, c'era del rammarico, però tutto sommato abbiamo lavorato tanto e bene durante tutto il periodo e quindi comunque un bel ricordo. Mancava poco, quindi è ovvio che c'è ancora un po' un nodo in gola, però comunque come primo anno dopo le giovanili è stato comunque una grande emozione e soddisfazione giocarsi una finale. Ho avuto un bellissimo impatto di Conegliano, della società, dello staff e per ora è tutto positivo. Sa che di 5 per leggere i grandi numeri che uno portiamo a casa, voglio dire, quindi intanto speriamo di confermarci sul trofeo del pubblico che è la cosa a cui noi teniamo assolutamente, lo scudetto del pubblico che è la cosa a cui noi teniamo assolutamente di più e dopodiché partita per partita vedremo cosa capiterà, insomma difficile non è sempre scontato, non è umano vincere sempre, non è scontato vincere, servirà che tutti vadano d'accordo, che ci sia un bel gruppo e che tutte stiano bene, che questo è sempre il nostro solito problema. Insomma.